Ben ritrovati con il TG Flash di Noi Sicilia. Iniziano i festeggiamenti per Sant'Agata, ma non mancano neanche i malori, compatibile con l'eccessiva calca. Infatti, proprio in occasione della prima tappa dei 3 giorni delle celebrazioni, una signora si sarebbe sentita male in Piazza della Borsa e sarebbe stata subito soccorsa. Non è tutto, perché altre assistenze sanitarie sarebbero state effettuate proprio in pieno centro durante l'uscita della carrozza del Senato. Fortunatamente tutte senza gravi conseguenze. Ieri sera verso le 23 un uomo di 30 anni di nazionalità tunisina è stato ferito da diversi colpi di fucile vicino a un bar nel centro di Ravanusa. La vicenda ha avuto luogo in piazza Primo Maggio. Il ferito è stato soccorso e inizialmente trasportato all'ospedale di Canicattì, ma successivamente a causa di complicazioni è stato trasferito all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove attualmente si trova ricoverato in rianimazione. La giovane accusata di aver ucciso sua madre, l'insegnante Teresa Spanò, sta affrontando nuove accuse di premeditazione. In precedenza era già stata accusata di aver tentato di avvelenare la madre alcune settimane prima del delitto, che si è verificato la notte del 1° gennaio. La posizione della giovane di 17 anni si sta aggravando, poiché i magistrati stanno contestando la premeditazione del delitto. Un nuovo arresto in merito allo spaccio di stupefacenti è stato eseguito dal commissariato di polizia di Adrano. L'arresto è avvenuto nel comune di Biancavilla. Si tratta di un giovane residente nello stesso comune con molteplici reati a suo carico, ma nel caso in questione l'arresto è dovuto a causa di detenzione, spaccio di droga e possesso di arma da fuoco clandestina con relative munizioni. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 16.